Finalmente è arrivato il sostituto di KK. Kim. Vabbè, uno magari poteva pensare, è arrivata Van Dijk, è arrivata Sergio Ramos, no, Kim Min-jae. Ecco, vabbè, adesso lo guardiamo bene. Sigla. Ma io non tengo una sigla, ma può farci ridere. Io con te, tu con me. Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi reagirò alle migliori giocate di Kim Min-jae. Cioè pensavo che fosse uno scherzo quando mi venisse detta questa cosa. Oh Giovanni, lo sai che stiamo prendendo il sostituto di Koulibaly? Guarda, a posto, chi è un mostro? Kim Min-jae, che già il nome dice tutto. Allora vi spiego brevemente chi è Soo Ha-yoon. Cioè nel senso è un bravo ragazzo comunque di base, sudcoreano, tiene l'ucchia cinesina, parla un criminale e infatti tra lui, Randy Orton, Kvaratskhelia e Oliveira, cioè veramente penso che la Cim ha ammazzato. Ogni partita finisce a rissa quest'anno, sono ammazzato per tutto quanto, ci divertiremo, cioè abbuffammo i Packer malamente a tutto quanto. E a 25 anni, quindi comunque dal punto di vista dell'età ci sta tutto come operazione. Secondo qualche esperto di mercato turco, perché lui gioca al Fenerbahce, almeno fine oggi ancora, non lo so, sta a Lisbona in Portogallo, si sta allenando da solo, l'hanno schifato tutto quanto, ne ha a fanculo. Qualche esperto di calciomercato ha appunto detto che lui somiglia molto al giovane Koulibaly, cioè al vecchio Koulibaly. No, al vecchio in quanto età, al vecchio nel senso al giovane, quando ve ne capite, no? Bandisci, ovviamente me lo auguro, ci spero, quinquennale da 2,5 milioni di euro all'anno e poi dal secondo anno in poi sarà anche messa una clausola di 40-45 milioni, non mi ricordo bene, e magari fu un mostro e chi suppichino tutto quanto, oppure farà per, cosa che non mi auguro assolutamente, quindi no, nessuno ci rimane a nulla. Se ne parla un gran bene, 1,90 m, tutto pesce, alto ma abbastanza veloce, cioè quindi nonostante sia molto alto comunque è anche abbastanza rapido, veloce, qualcuno dice che è anche tecnico, sa impostare bene il gioco. E niente, non lo conosco bene, ci sono molte persone che mi chiedono cose ma io non lo conosco, infatti proprio per questo motivo, leggendo anche qualche DM che mi era dato su Instagram, ma giusto qualche DM, erano 2 o 3, no, come dice là, ho ricevuto un sacco di messaggi, 100, 300, 2 o 3 mi hanno arrivato, vuoi fare la reazione alle migliori giocate di Kim Jae, e ho detto, boh, che ha anche delle migliori giocate, sto mostro. Andiamolo a vedere, va. Ha già tutta casata. Vai, sono pronto. Mamma mia, Kim Min-jae. A Napoli un sudcoreano. Si è mai visto. Quello qui. Già mi sputato in faccia, mo. Già mi è andato a fanculo. E già mi è schifato. Vediamo. Ah, bocca fatta spalla e spalla, ci sta. Allora, magnatello. Non le fa passare, già mi sentono pure a chist. Mamma mia. Matam, spalla contro spalla, chi sta tutto intero. Oh, boh, in mezzo a... Oh, ci hai fatto male, mannaggia mi sei venuto qua. Che siete le stesse scese Koulibaly, questo mi ricorda molto quelle discese che lì capate capiamo Koulibaly quando lo trovavo dalla difesa in attacco. Dice, madonna dennare, dice no, t'ho capato, questo c'ha fuori, vabbè. Kutak cade la luata, mi si fa figura e merda, frate ma tornate in non si è venuto. Oh re, della qua in spaccata. Si è stracciato pure 3/4 uguale, sicuro. La palla fuori, vabbè. No, ma comunque è rapido, è veloce. In anticipo gioca bene. Gioca molto alle spalle dell'attaccante come a voler prendere di infilate a tu mettere in te pack improvvisamente. Ecco, vedi, stava dietro, poi subito recupera il pallone, qua deve dare una mano, un manforte al... segna pure, mi state dicendo, segna pure! Segna pure! 2 gol! 3 gol! Già da Fernuto di segnare. Vabbè, non chiede assai, però facci. Comunque segna pure, c'ha pure il vizietto del gol. Vabbè, la KK diciamo. Mamma mia, lo volevate disorientare, sacci parlare, lo volevate disorientare, la misarete. E sembarete vomette. Sono sempre stato abituato a commentare le migliori giocate di attaccanti, boh, che ne sa, centrocampisti, cose, di un difensore. Ma che gol ha fatto qua? Ma è lui che ha fatto questo gol? Mamma mia, amore! Mamma mia!
E tu mi stai casando in che maniera? Mamma mia, amore! Mamma mia, amore! Sta ragazza! A tu spaccimi quello comunque da fuori aria, cioè bella coordinazione. Comunque no, stavo dicendo sono sempre stato abituato a commentare giocate di attaccanti più che altro. Difensori non ne ho mai commentati, ma che stai proprio un numero uno. Comunque è sistemati, ah. Oi, la finta di corpo. Ah, magna. No, arbitro non è rigore, va a morire di. Che forse era un po' rigore. Però non è rigore, arbitro, non facidisci un fischiato niente a chi si cava magna. Facidisci un chi su paccare, Su paccare la cecata poi. Che su questo capello giallo levo fenomeno. Eia, via da qua. Tunnel, mamma mia, mi hai fatto venire da puttana. Ma questo è stato lui che ha messo sto pallone. Vedete, io l'ho detto, sa pure impostare. Ma questo è pure un bello pera. Vedete come imposta? Cioè, praticamente questo è un regista, non è un difensore, è un centrocampista arretrato. Questi sono i cavalli che aveva Koulibaly. Quando vedi che lì cavato non può fare niente, non può fermare. Guarda qua, parte e va. Fai sgruppato, e via sgruppato. Comunque tiene bene la posizione. Mo stiamo vedendo i video in coppa YouTube, sta a posto. Però tiene bene la posizione, qua che la spalla di diventa fa capire niente. È un po' scemo con me. È uno schiaffo. Schiaffone troppo. Ma è da magna. Non fa mangiare proprio, calcio d'angolo. Non fa mangiare proprio. Vedi, voglio tenere su fatto che è imposto, mamma mia. Questi palloni poi si menno. Mamma mia. Mamma. Vabbè, ma qua è sempre. Ma questo c'è una cazzo di coordinazione. Mamma mia che tunnel! 3 volte sotto, 3 volte sotto. Ah, non stai giocando Torella. Ah, 3 volte sotto. Mi sa figura in me. Oh! Già, a me le dice in mano a gol. Non fa mangiare proprio. Ah, c'è il numero 4. Allora su numero 4. Mo c'ho. Bella. Mamma mia, mezza a 3. Mamma mia. Bello. Ecco, ha perso il pallone per era fallo. Arbitro un po' scemo. Cioè, fischio fallo. Un po' perdere la palla così. Era fallo. Fu cretino. Ma comunque mi piace, ma a parte gli scherzi. Mi piace. C'ha una bella personalità, c'ha una buona personalità, una bella gamba, tiene pure un bello pera e speravo che tiene pure un bello pesce. Anche perché di centimetri nello spogliatoio ne abbiamo persi abbastanza con Koulibaly. Quindi sei chiamato agli straordinari, ci metto fa a mano anche quando non volessi fa. Però ci hanno capito, no? Ma comunque già tengo pure il cuore per te. Fra da me. Mangiatelo. Vedi, c'ha un bello lancio lungo. Preciso? Guarda, l'ha messa proprio in bietta. Vai sempre. Vabbè, facci vedere però. Qua ci sta facendo solo i lanci lunghi. Frate, ma questo serve bene, eh. Questo Osimhen secondo me lo può far divertire a Victor Fratam James Osimhen. Ma quanto nome te? Questo è lui che chiude, giusto? Ha tenuto gol? No, qua è quando spazza. C'è una foto proprio, nada da segnare, non dovete segnare. Bello sudcoreano, rigore. Proprio un criminale, questo mi sono lasciato la galera comunque. Tiene un tatuaggio in pietta carpe diem, ma una reterina che si piglia tutta la scena. Proprio in Napoli, già mi vedo un copputti Max. Der merge che frate fidate sempre. Kim, fa una cosa, struppiam, fammi male. Vattama. Ma volevo un cretino, stu cretino, che la capa sa voleva portare zisciare, via, mamma mia, con il corpo. Pure col corpo, ho detto, è abbastanza dotato.
Sì, teneranno bello pesce, me lo auguro. Ma dico a livello fisico, una bella corporatura, tenerlo bello fisico, scolpito, mio frate. Il bro non sape niente, il bro. State ingrippate, il bro. State gasate, il bro. Facile, easy per il bro. Allora, quando fa mangiare, non fa scanascu, non ti fa avanzare. Avanza lui e ti mette la palla in coppo per, amo, ti mette la palla in coppo per. Palla, ancora per Kvaratskhelia, avanza. Ancora palla per Kvaratskhelia, già mi piega tutte e due. Ma no, ma ci morto. Ancora Kim Min-jae, non lo so, me le dici tu. Ancora palla per Bara, sulla fascia. Allora la palla per Victor Osimhen. Palla dentro. Chiude ancora lui, Kim fa? Allora palla qui, stanno qui. Kim fa? Fenomeno. Mamma mia, bello, mi è piaciuto. Allora, da YouTube sicuramente YouTube sono abbastanza forti, abbastanza dotati. Ho sapete, no, pure Vargas, che se ne è arrivato di cavo dico. Però voglio essere molto fiducioso su questo acquisto. E il Napoli lo segue da parecchio tempo. Addirittura su Instagram io feci delle storie proprio su di lui. A proposito di Instagram, seguitemi su Instagram, TikTok, iscrivetevi al canale Balagrit, perché penso che un tantino ci arrivavate, no, da sole. Seguitemi e ci becchiamo al prossimo video. Mi mancava YouTube, lo sapete? Ciao a you, sempre Forza Napoli.